riguarda il coronavirus sul Monfalcone, in particolare dopo gli ultimi decreti emanati dal governo? Sì, ieri mattina ci siamo immediatamente anche già trovati con l'amministrazione, la giunta e i dirigenti. Abbiamo valutato approfonditamente le nuove disposizioni e abbiamo anche ovviamente proceduto in tal senso. Ritengo che non ci sia chiarezza estrema all'interno di questo decreto, perché in particolare l'articolo 1,1 lettera A, che consente di fatto a coloro che vivono, abitano anche nelle zone, definiamole, della Lombardia piuttosto che delle 14 province che sono state individuate come le zone di maggior contagio, appunto le persone possono uscire liberamente dal territorio e per motivi che sono espressi arrivare ovunque sostanzialmente senza che il comune che riceve sia informato di alcunché. Quindi io ritengo che questo aspetto debba essere migliorato se si vuole essere effettivamente efficaci, perché d'altra parte una associazione sportiva che fa Optimist non può, se non ha il medico presente, far uscire i bambini che in mare sono a distanze ben più considerevoli. Quindi ci sono delle incoerenze che credo debbano essere risolte. Noi comunque ieri abbiamo immediatamente proceduto a chiudere il teatro e anche il Museo della Cantieristica, che era rimasto aperto perché aveva un aspetto organizzativo prevalente che consentiva di mantenere le distanze tra le persone. Abbiamo chiuso anche la biblioteca, abbiamo chiuso il centro giovani, il centro anziani, il centro diurno, abbiamo chiuso appunto anche il palazzo che ospitava l'Università della Terza Età, e quindi le disposizioni da questo punto di vista sono tutte assolutamente coerenti. Siamo intervenuti anche per quanto riguarda la casa di riposo, disciplinando in maniera molto precisa non soltanto l'accesso di un parente per ospite al giorno, però su verifica della nostra direzione sanitaria presente in casa di riposo, ma anche la gestione, diciamo, dei rapporti con l'esterno, perché ricordiamo che in queste strutture si accede anche per fornire beni e servizi. Quindi da questa mattina in casa di riposo c'è la possibilità che abbiamo messo in piedi di verifica sia dello stato eventuale febbrile che anche da parte di un tecnico specializzato dello stato di salute anche di chi appunto deve entrare. Per quanto riguarda il Comune, si è attivato moltissimo anche nei confronti delle attività produttive. Noi non vorremmo che finita questa tragedia, tra virgolette, questo incubo del coronavirus, però fossimo veramente a gestire situazioni di fallimenti, e quindi anche dal punto di vista dell'attenzione per i commercianti e le attività produttive stiamo cercando di supportare il sistema. Il piccolo comune come Monfalcone non è che possa fare direttamente tantissimo, però nel frattempo noi abbiamo già approvato il congelamento dei tributi delle tasse locali e la prossima settimana ho un incontro con la Camera di Commercio e siamo in costante contatto anche con la Regione, che proprio oggi tra l'altro anche definirà delle misure importanti. Io questo lo ritengo strategico perché bisogna guardare avanti e bisogna supportare e dare fiducia alle categorie produttive. Per quanto riguarda i commercianti, abbiamo inviato a tutti anche un po' così la disciplina del come bisogna comportarsi, l'abbiamo fatto anche nei confronti delle nostre associazioni, sia culturali che sportive che ambientali, quindi sono tutti informati su come bisogna comportarsi. Abbiamo anche consentito di gestire insieme l'aspetto della comunicazione verso l'esterno con dei adesivi che possono già essere affissi alle vetrine. Noi è una città molto, come sapete, è una città industriale, abbiamo interagito anche con le nostre aziende, in particolare con Fincantieri. Io personalmente sono stata molte volte a verificare e a condividere un percorso molto preciso, molto netto, molto anche approfondito che è stato fatto. Domani ci sarà un'ulteriore novità che l'azienda con l'azienda sanitaria e il Comune sta percorrendo, per cui diciamo che tutto può succedere, è logico, però c'è stata veramente la massima prudenza e la massima attenzione, c'è tuttora e viene implementata di continuo. Noi ad esempio, la nostra anagrafe, i nostri tributi erogano servizi, però con attenzione, non entrano più di 3 persone, che è il numero degli sportelli, o qualcuno che regola l'accesso affinché non ci siano neanche fuori gli assembramenti.
Novità di questa mattina, con il parroco abbiamo definito la modalità per, visto che il decreto vieta le cerimonie e sottolinea anche quelle funebri e le civili matrimoni, abbiamo trovato la modalità di buonsenso affinché non si corrano pericoli, però è chiaro che la famiglia di una persona che manca ha una sensibilità particolare e quindi noi abbiamo stabilito che per chi appunto è costretto al saluto del proprio caro ci siano delle regole che oggi emetteremo, ma che già posso dire sostanzialmente la possibilità di entrare solo per i parenti stretti, per i congiunti, diciamo, con la regolazione tra virgolette delle distanze da parte nostra all'interno delle sale, il saluto che però sarà fatto soltanto attraverso la benedizione e poi nel caso in cui ci sia la salma venga trasportata nel luogo di sepoltura, soltanto la benedizione nel luogo di sepoltura con le regole che vi dicevo. Matrimoni soltanto in punto di morte oppure per chi accetta di sposarsi in presenza della coppia e dei due testimoni. Ecco, queste sono regole che ci sembrano di buon senso. Nel frattempo stiamo organizzando, dovrebbero partire proprio in questi giorni anche delle progettualità a vantaggio di anziani e di bambini e di ragazzi e dei disabili. Se la famiglia riterrà di voler partecipare, noi siamo pronti a rapporti quasi individuali, che sono di passeggiate e anche di altro tipo che comunque comunicheremo. Ecco, queste sono credo le notizie più importanti. Noi rimaniamo a disposizione, è logico che invito veramente tutti a vivere il più serenamente possibile questo momento perché terminerà, dobbiamo ripartire più forti di prima, è necessario che stiamo uniti ma distanti e che impariamo in questo momento a recuperare altre opportunità, però cerchiamo veramente di eliminare le possibilità di contagio, quindi la distanza è fondamentale, evitiamo di uscire se non stiamo bene e cerchiamo anche di lavarci veramente molto spesso le mani perché sono veramente una grande fonte di contagio. Io credo che ne usciremo forse anche più forti.